La novità c'è e come, ma non si vede ancora, o perlomeno non tutti ne sono a conoscenza, e siccome prevenire è meglio che curare anche in ambito fiscale, è lo stesso CAF della CGIL di Treviso a rivolgersi direttamente ai cittadini contribuenti. La questione riguarda l'introduzione dell'obbligo di pagamento tracciabile, ossia tramite carta di debito, credito o bonifici, ai fini delle detrazioni fiscali di tutte le spese che consentono lo sconto del 19% nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per i farmaci e i dispositivi medici, dove continuerà a fare fede lo scontrino parlante. Parliamo di spese relative ad esempio alle rette per mandare i bambini a scuola, universitarie, spese funebri, gli interessi passivi per il mutuo, piuttosto che le assicurazioni, quindi una serie di spese che oggi appunto in dichiarazione dei redditi confluiscono e per i quali è possibile godere della detrazione del 19%. La novità interessa la dichiarazione dei redditi 2021 su spese sostenute nel corso del 2020, quindi già da oggi. Il messaggio del CAF è chiaro: cittadino avvisato, mezzo salvato. Il contante dobbiamo un po' dimenticarlo, perché non vorremmo trovarci poi nel 2021 che alcune spese non possono essere portate in detrazione proprio perché manca la tracciabilità del pagamento. È importante.